Sono tutte lì a pochi punti di distanza in un campionato che sta prendendo grande equilibrio tra le squadre, con gli scontri diretti che sbucano come se niente fosse. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Gerazzi, benvenuti al Roberto Sorrentino Accademia Trapani Partinica Audace, nona giornata del girone A di promozione siciliana. Paranzano, colpo di testa, prolungamento, c'è Angelo Ferrante al volo, Mistretta, la parata del portiere dell'Accademia. Va Cammareri alla battuta, pallone in mezzo, colpo di testa e c'è l'autogol del Partinica Audace. C'è l'1-0 dell'Accademia Trapani. Pallone che scorre dalle parti di Castiglione, si deve fermare, si accentra, fa cadere quasi il proprio avversario, poi la serve a Cammareri, altro cross di Cammareri, secondo palo, Cannavò, super intervento di Pullarà. Nel fischio dell'arbitro la battuta di Castiglione, colpo di testa di Nolfo che finisce fuori, altra occasione, mancano gli ultimi 5 per quanto riguarda questo primo tempo. Conclusione da fuori di Cannavò, occhio perché stava entrando quasi quasi. Pallone di Castiglione, Cannavò, secondo palo verso Samannà, davanti il portiere Samannà, superazione dell'Accademia Trapani, 2-0, la rete da parte di Francesco Samannà. Si giocherà dunque fino al 47esimo. Cannavò, pallone che ribalza davanti a lui, Celestro, attenzione all'alzata di Castiglione, retropassaggio velenosissimo. Angelo Ferrante dietro, adesso Macaluso e Corso, c'è il tiro da parte di Cannavò che finisce sul fondo. Pallone spazzato, lo va a prendere così Macaluso con un grande aggancio, lancio lungo per la corsa da parte di Giovanni Corso, area di rigore, Corso calcia il gol del Partinica Audace con il solito Giovanni Corso, 2-1 e riaperta. Cannavò è un cross verso la porta, la presa di Pullarà. Castiglione evita un avversario, si allarga Cannavò, anche Nolfo, servito Cannavò in area di rigore, c'è il controllo, cross sul secondo palo, colpo di testa di Nolfo, come ha fatto a sbagliare Alessandro Scrozzo, più libero, passaggio in verticale, arriva la VAR, c'è Angelo Ferrante da fuori, Angelo Ferrante, il pareggio del Partinica Audace con il colpo magico, stupendo di Angelo Ferrante. È rimessa Partinica Audace, Angelo Ferrante, Corso, da VAR, di nuovo da Giovanni Corso, ne ha 3 davanti, il tiro Mistretta, l'occasionissima per Corso. Amiri salta Corso, arrivano prima gli avversari ma c'è il triplice fischio da parte dell'arbitro, finisce 2-2 tra Accademia Trapani e Partinica Audace. Bella gara,